Buongiorno dalla redazione di Focus TG. Ci occuperemo in questa edizione della svolta storica in un cold case, l'uccisione della pasticcera Sandra Casagrande. Dopo 35 anni è stata trovata una traccia di sangue che porta al 57enne Paolo Gorghetto. Ci collegheremo tra poco con il nostro inviato Christian Arboit. La Media Nord-Est è stata la prima a dare il nome dell'indagato e oggi tutti i giornali ne stanno parlando. Questo tra poco. Intanto andiamo però ad Abano Terme, dove un'altra rapina in villa è toccato questa volta ad un avvocato 60enne aggredito e rapinato da due banditi nella notte. Andiamo da Marta Zatta e dall'operatore Federico Cibotto. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, questo è l'ennesimo colpo ai danni di imprenditori in villa. In questo caso si tratta di un noto avvocato della zona, un avvocato amministrativo, un 61enne Gian Giuseppe Bai, che abita appunto nell'abitazione alle nostre spalle. In questo momento non è in casa e c'è solo appunto la donna delle pulizie che ci ha detto che l'avvocato in questo momento è fuori città. Ma cosa è successo? Nella notte tra martedì e mercoledì due ladri si sono introdotti da una finestra che era rimasta aperta. L'uomo era in soggiorno e lì appunto è stato brutalmente colpito dai ladri, che l'hanno anche legato con delle fascette e non avendo di fatto nulla in casa, almeno questo è quello che insomma hanno chiarito i carabinieri, i due ladri si sarebbero arrabbiati ancora di più, l'avrebbero chiuso nella camera da letto dopo il pestaggio, lasciandolo lì. L'uomo sarebbe dopo che i ladri se ne sono andati via con un misero bottino di 100 euro e il suo portafoglio. Questo è quello che sono riusciti a rubare dopo aver messo a soqquadro la casa. L'uomo avrebbe chiamato le forze dell'ordine, che sono prontamente arrivate sul posto. La casa è anche dotata di un sistema di videosorveglianza. Ovviamente i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e cercare di risalire all'identità di questi due malviventi. Io sono anche in compagnia del sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Sindaco, ovviamente un episodio insomma spiacevole per la sua comunità. Sì, intanto la nostra vicinanza al nostro concittadino e sicuramente è un episodio sul quale noi siamo stati e siamo in costante aggiornamento con carabinieri, forze dell'ordine. Abano è una città tranquilla, ma questi episodi contribuiscono a innalzare un po' anche l'insicurezza percepita dalle persone, ed è per questo che da qualche anno a questa parte abbiamo inserito tantissime aree di videosorveglianza. Pensate che le abbiamo quadruplicate nel giro di 8 anni, abbiamo più di 170 telecamere sparse sul territorio e proprio qui abbiamo delle telecamere che leggono le targhe. Quando un'auto entra nel nostro territorio è sempre monitorata, quindi attendiamo anche gli esiti di questa valutazione delle forze dell'ordine rispetto alle telecamere che abbiamo installato e naturalmente la vicinanza al nostro concittadino. Lei ha avuto modo di sentirlo? Non ancora, sappiamo che è un cittadino molto impegnato, un noto professionista e per adesso la vicinanza è di tutta la città, credo, verso l'episodio che ha subito. C'è appunto un lavoro anche, insomma, l'ha detto anche lei, da parte del comune, di sistemi di videosorveglianza, di controllo anche di vicinato, tra l'altro anche proprio in questa via, anche perché insomma parlando anche con i residenti, insomma Abano sì è un comune tranquillo, però diciamo che furti del genere sono un po' in tutto il Veneto e purtroppo toccano anche Abano. Purtroppo sì, in tutto il Veneto leggiamo ogni giorno. Qui abbiamo anche un controllo di vicinato per favorire tutte quelle informazioni dei cittadini verso le forze dell'ordine, che sia diretto, sia costante e sia aggiornato in tempo reale, proprio per favorire anche l'intervento delle forze dell'ordine. È uno strumento di prevenzione che abbiamo voluto instaurare con la collaborazione dei cittadini, perché ci aiutano poi a fare quelle attività di monitoraggio di auto sospette o di personaggi che magari non si vedono in alcune vie e che magari compaiono all'improvviso, che aiutano le forze dell'ordine a intervenire con tempestività. Io ringrazio il sindaco, insomma, per la sua dichiarazione. Tutti gli aggiornamenti sul caso nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Per il momento da Abano Terme è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Marta Zata e Federico Cibotto, e vediamo ancora altri casi analoghi, quello dei due coniugi Tolmezzini che hanno vissuto una serata da incubo, ladri che sono entrati in casa, li hanno immobilizzati, hanno rubato tutto quello che c'era da rubare. Solo dopo la fuga dei malviventi l'uomo, una volta liberato, è riuscito ad allertare le forze dell'ordine. Siamo rimasti tutti un po' a bocca aperta davanti a questa notizia. Tolmezzo non è abitudinaria, ho fatto un po' una valutazione degli ultimi 10 anni di eventi di questo tipo. Questo è il primo racconto del sindaco Roberto Vicentini, che abita a 200 metri dall'episodio avvenuto sabato sera intorno alle 23. Siamo quasi in pieno centro a Tolmezzo, eppure i ladri hanno operato indisturbati. Erano da poco passate le 23 di sabato 16 maggio, una serata tranquilla come da costume tipico carnico, una villetta a 2 piani in via Val del Lago, non distante dalla ex caserma Cantore e dal centro di Tolmezzo. Marito e moglie vanno a dormire tranquilli, poi un rumore strano proviene dal piano inferiore, insospettisce l'uomo. Scende e pochi passi dopo l'incontro con 2, forse 3 persone sconosciute. Nemmeno il tempo di gridare che viene immobilizzato da uno dei malviventi, legato e imbavagliato, stessa sorte alla sua consorte, ma per fortuna senza inaudita violenza. Una volta asportato quanto cercano, i ladri si danno alla fuga senza lasciare traccia. L'uomo, riuscito a slegarsi, cellulare alla mano, allerta i carabinieri tramite il numero unico di emergenza 112. Il resto è cronaca di un nuovo blitz all'interno delle villette, stesso metodo utilizzato in altri raid effettuati negli ultimi mesi a Udine e nella sua provincia, che allarma i cittadini violati nella loro proprietà privata. Tolmezzo è tutto circondato dalle telecamere, dalle vie di uscita, agli ingressi, al centro storico. Non è che puoi metterle ovunque, questo è un dato di fatto, poi ci sono un iter autorizzativo per poterle mettere. Certo che questo episodio ci metterà nelle condizioni anche di fare un'eventuale valutazione sul potenziamento sulla rete viaria che circonda Tolmezzo. Secondo lei la sensazione, c'è sicurezza? No, zero sicurezza purtroppo, non c'è sicurezza, non siamo più l'isola felice che eravamo. Ho saputo ieri, per cui ho saputo anche dopo tanti giorni, per cui un po' di tristezza, ecco. Insomma, ci sentiamo abbastanza sicuri, non ho mai sentito di cose del genere. Sì, che io a casa mia avevo una villetta, ma sì, mai successe cose del genere, mi meraviglio. Insomma, però sì, Tolmezzo, insomma, si vive abbastanza bene, tranquilli, sicuri, ecco, questo è il mio parere. Il nostro inviato Omar Costantini della redazione di Udine. Adesso andiamo in diretta a Venezia, perché il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, sta appena iniziato la presentazione della nuova legge regionale sui caregiver. Sentiamo. Per far sì che questa legge poi abbia efficacia, perché poi la vera sfida sarà far sì che questa legge possa trovare un'efficacia concreta nella vita di tutti i giorni di chi si prende cura di un familiare. Abbiamo anche, dopo lo diranno ampiamente, quindi io non anticipo ovviamente tutti i contenuti della proposta di legge, però abbiamo preso anche in considerazione le diverse fasi della vita di un caregiver, perché spesso si pensa alla figura del caregiver non associata magari anche a un'età giovane, invece ci sono tantissimi giovani caregiver. Io ero partito all'epoca proprio dagli studenti caregiver che ovviamente avevano degli obblighi nel loro percorso universitario e che questa legge ovviamente guarda anche con particolare attenzione per garantire anche a loro magari dei percorsi agevolati e, perché no, anche dei percorsi di welfare aziendale, così come ovviamente per i caregiver lavoratori e così via. Io ovviamente poi lascio la parola agli altri relatori per quanto riguarda il testo del disegno di legge, però ci tenevo ovviamente a ribadire l'importanza che per la Regione del Veneto questo tema riveste. Penso di averlo dimostrato, ma sono convinto che su questo, facendo squadra, non sarà una sfida facile, perché ovviamente è giusto dirlo, però è una sfida che vinceremo e sono convinto che con l'aiuto di tutti, a partire dagli amministratori locali, perché poi questa legge, il cuore di questa legge è l'integrazione del caregiver nella rete di servizi, potrà fare la differenza e su questo io mi impegnerò in prima persona, così come ho detto, da ex sindaco di un ente locale e ovviamente avendo
bene in testa quali siano le urgenze e le esigenze che oggi gli enti locali hanno, anche nella rivoluzione degli ATS, di cui sicuramente farà menzione poi l'assessore Roma. Io vi ringrazio, ora ho anche il compito di dare la parola e quindi lascio la parola. Così, Presidente Stefani, poi torneremo, ci collegheremo di nuovo con Venezia, ma andiamo avanti con la cronaca. 5 anziani intossicati in una villetta di Torri di Quartesolo perché si è sviluppato un incendio e sono stati intossicati da monossido di carbonio. Andiamo in diretta da Daniele Garbin e da Simone Squarcina per la parte tecnica. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Torre di Quartesolo in via Ancona. Sono 5 le persone intossicate, di cui 2 anziani, ecco, perché gli altri 3 erano 3 agenti delle forze dell'ordine. Allora, intanto confermo questo incendio che si è sviluppato questa mattina al piano terra di questa villetta, di questa casa unifamiliare, dal garage dove pare fossero depositati diversi materiali, ad accorgersi provvidenzialmente del fumo che si stava levando e che aveva già cominciato a intasare la casa, il vicino che vive a fianco, un vice ispettore della polizia del lavoro della prefettura di Padova, che subito si è accorto di quello che stava succedendo e con un sangue freddo ha allertato le forze dell'ordine, tra cui anche 2 carabinieri che sono subito intervenuti e sono anche quelli intossicati, e lui ha subito messo in atto le procedure di salvataggio, salendo sul balcone, rendendosi conto che la coppia di coniugi Bortolaso, intorno agli 80enni, erano assolutamente impietriti dallo spavento di quello che stava succedendo, e con calma è riuscito a far scendere prima il signore, il capofamiglia, e poi la signora, in qualche modo salvando veramente la vita a queste 2 persone. Nel frattempo ha aiutato anche dei carabinieri che sono sopraggiunti, anche i vigili del fuoco. Ecco, avevano già inalato tutti parte del monossido del fumo che aveva invaso la casa, ecco perché sono finiti in ospedale. Fortunatamente il poliziotto, oltre a una lieve scottatura al braccio, è stato subito dimesso, come pure anche il carabiniere. Ecco, un secondo carabiniere è ancora sotto osservazione con i coniugi, non sono in pericolo di vita, diciamolo subito, però lo spavento è sempre stato tanto, e soprattutto anche il rischio di perdere la vita c'è stato e come. Ecco, noi abbiamo fatto anche un giro di ricognizione per renderci conto, abbiamo visto i danni, abbiamo visto anche il materiale, parte è stato smassato fuori dai vigili del fuoco, l'automobile. Ecco, noi abbiamo incrociato proprio il poliziotto eroe, si tratta di Manuel Geremia, che lavora alla prefettura di Padova, un assistente della capo della prefettura, e ci ha fatto proprio raccontato, era appena stato dimesso dall'ospedale. Sentite cosa ci ha raccontato. Stamattina alle 7 sono stato avvertito dalle urla e anche dei passanti, e quindi mi sono subito adoperato, ho preso subito una scala e sono andato a raggiungere i 2 anziani sul balcone per cercare di metterli in salvo. E tra l'altro l'anziano era rimasto all'interno, quindi molto probabilmente sarebbe morto all'interno, perché appunto tutti i fumi dei vapori del fumo che venivano da sotto. Ti ha salvato la vita? Diciamo che abbiamo fatto il dovere, giusto, insomma, niente di più, niente di meno. Anche se qualcuno parla già di eroe, le dice... No, assolutamente. Credo che l'avrebbe fatto chiunque, insomma, certo. Con un minimo di spirito di iniziativa. Ho preso fortunatamente la scala che avevo a disposizione, visto che stavo facendo dei lavori, e sono montato su e ho fatto scendere prima l'anziano, poi la signora un po' più difficoltà perché aveva anche dei problemi di deambulazione in base a dei vecchi acciacchi, e nel mentre sono arrivati fortunatamente i colleghi della radiomobile dei carabinieri e abbiamo coordinato subito le cose, e abbiamo cercato anche di spegnere l'incendio perché all'interno c'era ancora l'autovettura
e delle munizioni, essendo lui un cacciatore, quindi sono partiti anche diversi colpi. Esatto, sì, perché con la temperatura, insomma, e poi sono subito arrivati, insomma, i vigili e abbiamo coordinato un po' tutte le cose, insomma. Diceva che è stato appena dimesso all'ospedale, vediamo un braccio. Sì, siamo andati, no, più che altro siamo andati per l'intossicazione, perché avendo preso i fumi all'interno per cercare di portare fuori il bortolaso, ovviamente ci siamo intossicati e c'erano i valori di emoglobina alti, ci hanno messo sotto ossigeno e per precauzione ci hanno portato in ospedale, ci hanno fatto dei prelievi per vedere e ci hanno dimesso poco fa, insomma, giusto per un controllo. Ecco, come stanno innanzitutto i due protagonisti? Sì. Ancora un po' confusi, perché dopo ovviamente già 2 persone anziane non è facile, non essendo anche del mestiere, quando succedono determinate cose bisogna avere un po' di sangue freddo, erano andati un po' nel panico. Ecco, un vicino di casa che tutti vorremmo, immagino, perché comunque grazie alla sua prontezza di riflessi, al sangue freddo, avete capito, ha salvato la vita a questi anziani. Ecco, noi abbiamo poi visto altre persone che nel frattempo si sono recate qui, mentre i coniugi sono ancora ricoverati in ospedale, alcuni erano dei parenti, volevano rendersi conto di persona, preoccupati, ci hanno anche manifestato un po' la preoccupazione appena hanno saputo la notizia. Ecco, nel momento siamo in attesa proprio delle dimissioni, comunque restano ancora in ospedale, il carabiniere che è rimasto sembra proprio in via di dimissione, insomma poteva essere ben peggio e tutto sommato, nonostante la drammatica esperienza vissuta, non è stata la tragedia che invece poteva capitare. Allora in questo momento direi che da Torre di Quartesolo, direttore, se non hai domande da fare è tutto, a maggiori aggiornamenti nel telegiornale di questa sera e nel frattempo restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Daniele Garbini e a Simone Squarcini. Adesso la svolta storica nell'omicidio di Sandra Casagrande, la pasticcera uccisa brutalmente, massacrata con tante coltellate a Roncade nel 1991. 35 anni dopo c'è un indagato grazie alle nuove tecniche della polizia scientifica. Andiamo in diretta da Christian Arboit. A te, Christian. Buongiorno direttore, anche da parte di Tommaso Migot. Ci troviamo in via Cendon a Silea. Qui hanno portato le nuove tecniche investigative, qui hanno portato le tracce del DNA. Siamo a pochi passi dall'abitazione di Paolo Gorghetto, il 57enne che è formalmente indagato per la mattanza di Sandra Casagrande, uccisa il 29 gennaio del 1991 nella sua pasticceria di Roncade. Una svolta investigativa importantissima, così l'hanno definita gli stessi inquirenti. Noi non sappiamo attualmente se in casa c'è Gorghetto. Abbiamo suonato, abbiamo bussato, abbiamo parlato anche 2 volte con uno dei figli. Chiaramente il clima è molto teso, è molto carico, denso di emozioni. Questo ragazzo ci ha detto: io non ne so niente, a quell'epoca non ero nemmeno nato. Dice di aver trascorso la serata di ieri con il padre, ma che nessun riferimento è stato fatto alla vicenda. Il nome di Gorghetto è emerso nella tarda serata di ieri, dopo appunto la svolta impressa dai carabinieri. Allora facciamo così, ripercorriamo le ultime tappe della vicenda e raccontiamo in che cosa consiste questa svolta nel servizio. Un profilo genetico a cui adesso è stato dato un nome per l'omicidio della 44enne Sandra Casagrande, assassinata la sera del 29 gennaio del 1991 all'interno della pasticceria Due Torri di Roncade. La Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati un 57enne originario di San Cipriano, Paolo Gorghetto, poco più che 20enne all'epoca dei fatti. A lui gli inquirenti sono arrivati non attraverso una delle tante piste seguite negli anni, ma grazie alla banca dati nazionale del DNA. Abbiamo
identificato un soggetto il cui DNA corrisponde a quello repertato all'epoca dei fatti e sul quale la magistratura adesso ha chiaramente delegato degli approfondimenti investigativi e abbiamo provveduto a prelevare il suo DNA per fare un ulteriore confronto al RIS di Parma. Un ignoto che fino a pochi mesi fa non era neppure stato sfiorato dal lungo iter della vicenda, ma il cui profilo genetico è risultato compatibile con quello di un individuo sconosciuto, ricavato dalle tracce organiche repertate all'epoca all'interno della pasticceria e sulle banconote macchiate dal sangue di Sandra recuperate nel self-service di un distributore di benzina di Roncade, dove secondo gli investigatori l'assassino quella sera si era fermato a fare carburante. Profilo finito appunto nella banca dati, dove poco tempo fa è stato inserito anche quello di Gorghetto. Recentemente questo profilo ha matchato con quello del soggetto che era stato arrestato per un altro delitto. Da lì le indagini serrate condotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di concerto con l'aliquota della sezione di PG della Procura trevigiana. L'ipotesi è che quella sera il killer abbia visto la porta aperta, la luce accesa in pasticceria, sia entrato. Cosa volesse non è chiaro, ci sia stato un litigio e il violento epilogo. Niente telecamere all'epoca della morte della Casagrande, niente celle telefoniche, nessun collegamento diretto tra vittima e indagato, che tuttavia compie un reato, nulla di altrettanto grave, ma viene arrestato e il suo DNA schedato. L'incrocio dei dati porta improvvisamente a lui. Di fronte agli inquirenti che gli hanno chiesto conto del fatto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al RIS è affidato il compito di una seconda, approfondita verifica del DNA, ma già ora gli inquirenti parlano di svolta importantissima, consentita dalle moderne tecniche di indagine genetica. Intanto qui in via Cendon c'è per lo più incredulità, tensione e incredulità per questa svolta investigativa importantissima, così ha ribadito anche Lina Paronetto nel servizio. Noi con Tommaso Migot rimaniamo qui in via Cendon, restiamo in attesa di Gorghetto. Noi siamo chiaramente qui pronti a raccogliere una sua testimonianza, una sua battuta, una sua dichiarazione. L'uomo che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in un primo momento sarà sottoposto, come avete sentito nel servizio, a nuove analisi. E scusate se distolgo ogni tanto lo sguardo, ma chiaramente la situazione è in evoluzione, ma noi ritorniamo con il prossimo servizio a quel maledetto 29 gennaio del 1991, quando Roncade fu sconvolta da una vera e propria mattanza. Stordita con una bottigliata in testa, in bocca un pezzo di tessuto, un reggitende per non farla gridare, 22 coltellate tra il collo e lo sterno, una delle quali inferta con così tanta violenza da spezzare la lama rimasta conficcata nel petto, il seno nudo coperto infine con una vestaglia, il pavimento parzialmente ripulito dal sangue con il maglione della vittima poi ritrovato su una panchina. È questa la scena che si presenta la sera del 29 gennaio 1991 ai primi che entrano nella pasticceria di via Roma a Roncade, dove Sandra Casagrande, 44 anni, giace ormai senza vita. Nel negozio sopra il quale la donna, vedova da 11 anni dopo il suicidio del marito Luciano Vio, abita, un vassoio di paste che stava preparando. Chi e perché abbia riversato quel martedì la propria furia cieca sulla 44enne non è stato dato finora di sapere. Spigliata, avvenente, subito si fa strada la pista passionale. La lista è di una decina di sospettati tra le province di Treviso e Venezia. Perquisizioni, acquisizione di testimonianze, un clima ostile e omertoso, così lo descrive l'ex procuratore di Treviso Antonio Fogliadelli. Sospettato ma mai formalmente indagato l'allora maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Gentile, morto nel 2021, mentre accertamenti formali vengono svolti nei confronti di un impiegato comunale e di un commerciante. Finisce con delle archiviazioni, il responsabile rimane senza nome. Nel 2009 la procura di Treviso riapre il caso. Da 3 banconote da 10.000 lire macchiate di sangue rinvenute nel distributore di benzina self-service di Biancade di Roncade, dove l'assassino si è fermato a fare benzina, ci sono il DNA di Sandra e tracce organiche di un altro soggetto. L'esame genetico scagiona tutti quelli che fin lì sono stati sospettati. A gennaio 2010, alla trasmissione Chi l'ha visto, una telefonata anonima accusa un
uomo in divisa molto influente che la sera del delitto era in pasticceria con le tante persone accorse sul luogo dell'omicidio. L'attenzione torna sull'ex comandante Gentile, ma per l'allora procuratore Michele Dalla Costa non ci sono elementi tali da riavviare le indagini. Ora, a distanza di 35 anni, la vera svolta, gli inquirenti hanno in mano un DNA che coincide con quello collegato al delitto e quel DNA ora ha un'identità. Siamo davanti alla casa di Gorghetto, la porta è chiusa, nessuno risponde al citofono. Questa mattina, un'ora e mezza, 2 ore fa, abbiamo parlato con il figlio che se n'è andato, poi è arrivata una donna con una borsa, da capire se appunto Gorghetto sia in casa, ritorni nelle prossime ore. Inizialmente questa mattina qualcuno aveva parlato di un prelievo effettuato dai carabinieri, ma questa voce è stata smentita. È chiaro che sono momenti, ore concitate un po' per tutti e sono ore di rinnovata inquietudine anche a Roncade, dove è stata Daniela Sizia. Roncade che dopo 35 anni ripiomba nell'incubo, e con questo servizio, direttore, con Tommaso Migot, ti restituisco la linea. La luce accesa, la porta aperta della pasticceria, i ricordi vanno a quel 29 gennaio 1991, a passare nel cuore di Roncade un giovane che stava andando a casa della fidanzata. Sono passato davanti, penso sulle 8:30, 8:30, era aperto normalmente, non ho visto niente ovviamente. Poi ritornando sul tardi era successo già tutto. Lei conosceva la pasticcera? Beh sì, ero bambino, ero già grande, ma la conoscevo da quando ero bambino, c'era la pasticceria qui. Quel giorno, ci racconta, c'era poca gente in giro, ricordi che tornano vivi nella mente di chi li ha vissuti. Ora, dopo tanti anni, il presunto killer ha un nome, 57 anni oggi, allora era un giovane. Sto ripensando a quanto giovane era allora, quando allora tutti quanti i rumors eccetera eccetera si rivolgevano a una persona ben più avanti con l'età. Infatti non riesco proprio a capirlo questo mi stupisce molto. La pasticceria non c'è più, qui ora c'è una banca, ma accanto è rimasto un barbiere locale che c'era anche allora. Mio zio aveva il negozio qui e adesso ce l'ho io. Cosa ti ricordi di quei giorni? Io ero molto giovane, però mi ricordo tutto il clamore del periodo, una cosa molto inedita per Roncade. Un delitto terribile, efferrato. La famiglia di Sandra Casagrande non ha mai smesso di lottare e cercare giustizia. Ora la svolta, dopo 30 anni, inattesa ma sperata, spiega senza mezzi termini l'ex sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli. Il delitto in sé è già qualcosa di orribile, ma quel femminicidio è stato compiuto anche con una crudeltà ed una cattiveria tale che non può rimanere impunito. È un segnale importante, continua, le indagini faranno il loro corso e si capirà anche se questa persona sia stata o meno aiutata da qualcuno in questi anni. Non pensino mai gli assassini di farla franca. Non esiste il delitto perfetto, esiste il delitto per cui non si è potuto capire chi è stato o non si è potuto accertare o non si è potuto condannare, ma non esiste il delitto che possa passare impunito ed è giusto anche a distanza di tempo che chi l'ha compiuto venga assicurato alla giustizia. Ora si attendono gli ulteriori riscontri, ma questo è un passo decisivo verso una verità che in tanti attendevano. Dopo tanti anni mi auguro venga fatta piena luce su un delitto che ha sconvolto tutta la cittadinanza. Ecco, di Roncade, presidente della provincia di Treviso Marco Donadel, servizio di Daniela Sizia, oggi in regia Edoardo Paris e Alessandro Granziera. Andiamo avanti con un'operazione che ha portato all'arresto di una banda di sinti che si era intrufolata in una casa di Malo, sono accusati di furti e di rapine, addirittura erano entrati in un edificio dove c'erano 2 cadaveri mummificati di anziani e non hanno esitato comunque a fare razzia. Vediamo.
14 mesi di indagini serrate dei carabinieri hanno permesso di individuare 8 persone, 4 arrestate e 4 denunciate, coinvolte in almeno 2 episodi criminosi avvenuti nel Vicentino. Il primo è la rapina in villa a Malo del 12 marzo 2025 ai danni di 2 coniugi, legati mani e piedi coi fili del telefono e lacci da scarpe, minacciati, lei con la lama di un bisturi, lui con getti di acqua gelata. Il bottino fu di 50.000 euro in denaro e gioielli. E nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima 2 coniugi morti mummificati, e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Si trattava di Marco Stefenoni e Maria Teresa Nizzola, i cui cadaveri erano stati trovati proprio in quei giorni di marzo. Gli arrestati, tutti membri di famiglie di origine Sinti, 3 italiani e un balcanico fra i 30 e i 38 anni, sono stati arrestati nelle loro dimore, abitazioni private e un campo rom, e sono in carcere tra Pisa e Vicenza. Al San Pio X c'è un uomo di Torre Belvicino che per i 2 casi al centro delle indagini ha avuto un ruolo ben preciso. Il soggetto indagato della provincia di Vicenza è ritenuto essere il basista che ha fornito supporto logistico e quindi anche un supporto nell'individuazione delle vittime che poi sono state effettivamente rapinate in maniera particolarmente violenta e aggressiva. La vasta operazione dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Vicenza, ha impegnato più di 100 agenti, coinvolgendo anche reparti speciali e unità cinofile. La banda era molto ben organizzata. In questo caso abbiamo accertato che da fuori provincia arrivano con alcune macchine veloci, poi hanno rubato delle targhe, sostituiscono la targa per cercare di non essere visti né presi e poi vanno via. Il sodalizio criminale utilizzava anche documenti falsi e schede telefoniche intestate a prestanome stranieri. Con l'esecuzione dell'ordinanza sicuramente non si concludono le indagini. Nessun evento che accade sul territorio passa inosservato, anzi al contrario, l'Arma dei Carabinieri non cede un passo rispetto alla tutela delle comunità che ci sono affidate. Vediamo dai giornali il titolo su un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi, perquisizioni in 2 società, tra cui Simico, per la cabinovia Socrepes a Pollonio. Sarebbe stata turbata la libertà di gara d'appalto. Tra gli indagati c'è anche Fabio Saldini, commissario governativo e amministratore delegato di Simico, che sarà difeso dall'avvocato Maurizio Paniz. Andiamo in diretta da Fabio Fioravanzi. A te, Fabio. Grazie direttore, siamo ad Agordo dove l'onorevole Paniz si trovava per la presentazione di una mostra dedicata ai 91 anni di Leonardo Del Vecchio nella città dove ha fondato Luxottica. Lei è l'avvocato di Fabio Saldini. Qual è la reazione del suo assistito di fronte a questa inchiesta e come sta? La reazione è di profonda amarezza, di dispiacere, perché questo è quello che normalmente caratterizza il comportamento delle persone per bene nel momento in cui vengono raggiunte da un avviso di garanzia e da un percorso istruttorio penale. Però nel contempo il dottor Saldini è molto sereno perché ha la coscienza a posto, sa di non aver violato dal suo punto di vista nessun tipo di norma, quindi guarda con assoluta fiducia agli accertamenti che l'autorità giudiziaria riterrà di fare, naturalmente con profondo rispetto, perché sa benissimo che quando ci sono una serie di esposti o di segnalazioni è giusto che la procura o chi per la procura o con la procura indaghi e verifichi come stanno esattamente le cose. Quindi dispiacere, amarezza, serenità e rispetto. Sappiamo che lei ha già chiesto che venga ascoltato. Da quello che capisco si presenterà di fronte agli inquirenti senza aver visto le carte e senza che nemmeno lei abbia visto le carte delle indagini. È assolutamente vero, il dottor Saldini è talmente convinto della propria assoluta innocenza e di poterla dimostrare che ha chiesto di potersi presentare davanti al procuratore ancora prima che siano rese disponibili per lui e per la difesa le carte in mano agli inquirenti. È un segnale
di convinzione assoluta della propria disponibilità nei confronti dell'indagine e della convinzione che le cose possono essere chiarite in tempi stretti. Ultima cosa, questo incide, quello che sta accadendo, sul completamento della Polonio-Socrepes? No, questo non incide sul completamento della Polonio-Socrepes, purtroppo è una situazione che riguarda soltanto la persona fisica del dottor Saldini e delle altre due che sono stati raggiunti dall'informazione di garanzia. Le opere dovrebbero poter continuare tranquillamente fino al loro completamento, sono già praticamente in fase di conclusione e credo che sia un'opera molto importante per Cortina. Chi la frequenta e chi ha occasione di andare d'estate e d'inverno sa cosa vuol dire doverla attraversare, quindi quest'opera può rappresentare un punto di tranquillizzazione per chi ha a cuore l'ambiente, perché è un'opera che sarà destinata ad evitare transiti di auto in maniera significativa, quindi si inserisce in un rispetto all'ambiente che rappresenta un baluardo importante per tutto il territorio montano ampezzano. Grazie all'onorevole Paniz. Direttore, per quanto mi riguarda da Agordo è tutto, ridarei la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Fabio Fioravanti, all'operatore Stefano Bozzi e all'avvocato Maurizio Paniz, che ricordo sempre è un principe del foro che ha salvato la vita di Elvo Zornita, che altrimenti sarebbe stato condannato a vita probabilmente per l'accusa di essere una bomber. L'avvocato Paniz e il suo studio hanno dimostrato che Zornita era stato accusato in base a un taglio del lamierino prodotto da un funzionario di polizia, che per questo poi era stato condannato. E sulla cabinovia Apollonio-Socrepes vediamo di ricostruire quanto è accaduto. È stata una storia piuttosto tormentata, attraversata da polemiche, ricorsi e altri fatti che hanno creato molta tensione anche prima dei Giochi Olimpici Invernali. Vediamo. L'impianto funiverario non risolve il problema delle Olimpiadi, quindi non è mai stato fatto per le Olimpiadi, è stato fatto per garantire alle persone, turisti che arrivano a Cortina, di poter salire sulle piste da sci senza utilizzare l'autovettura privata. Abbiamo tentato di farlo per le Olimpiadi, si è dimostrato un progetto molto più complesso di quello che si era immaginato fino a un certo punto, non per le ragioni geologiche, invece la geologia è ampiamente controllata. Raccontava così Fabio Massimo Saldini al nostro direttore Luigi Bacialli nell'intervista di bilancio post Giochi Invernali 2026. Un progetto, quello per la Polonio-Socrepes, nato come un unico intervento di partenariato pubblico-privato per creare un sistema integrato di mobilità a Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi 2026. Cabinovia, parcheggio interrato e people mover. A febbraio 2025 Simico decide però di rimodulare il progetto separando l'intervento in più stralci funzionali. La priorità diventa la cabinovia, considerata indispensabile per garantire i collegamenti verso l'area delle Tofane durante i Giochi. Simico subentra ai privati e accelera l'iter pubblico dell'opera. Pochi mesi dopo emerge il primo nodo sugli appalti. Simico annulla la pregara e la procedura viene rifatta da zero. A luglio l'affidamento diretto dei lavori all'ATI, composta da Graffer, Dolomiti Strade e Ecoedile, fa saltare la mosca al naso ai cronisti. La Graffer non è l'originale trentina dei pionieri degli impianti di risalita che nel 1956 costruirono gli impianti per le Olimpiadi di Cortina, ma la società di Sergio Lima, che ne ha inglobato marchi, brevetti, stampi e che mai prima d'ora, per bocca dello stesso patrono ai microfoni di Report, ha costruito una cabinovia, ne ha la tecnologia adeguata per la quale si affida alla turca Anadolu Teleferic. Nel frattempo aumentano contestazioni e dubbi, soprattutto sotto il profilo ambientale dell'opera. Ansfisa, l'autorità ministeriale, non ha mai rilasciato l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, strategico per le Olimpiadi, che non è mai entrato in funzione. Alla notizia dell'inchiesta della Procura di Belluno, la richiesta della deputata di AVS Luana Zanella è perentoria. Credo che a questo punto l'amministratore delegato, commissario straordinario, direttore generale della Simico debba dare le dimissioni. Si sapeva benissimo che sarebbe stato impossibile finirla prima delle Olimpiadi. A questo punto aspettiamo che la magistratura
faccia il suo percorso, ma per quanto ci riguarda il sospetto che qualcosa di veramente grave sia accaduto è stato da noi stessi in più occasioni denunciato. Grazie ancora Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Adesso andiamo in diretta a Marostica da Vanessa Banzatto e dall'operatore Andrea Benetti, perché i residenti della frazione di San Luca sono sul piede di guerra per una strada chiusa da 2 anni. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hai detto bene, da quasi 2 anni questa strada che porta alla chiesa nella frazione di San Luca di Marostica è completamente chiusa a causa di lavori che sono stati fatti per la posa della fibra. Sotto questa strada passano alcune trincee, quindi proprio durante gli scavi si è creata una vera e propria voragine, solo che da quando è successo, quindi 1 anno e mezzo, quasi 2 anni fa, non è stato fatto nulla, la strada è stata semplicemente chiusa e ci racconta tutto Paolo Pivotto, che è stato appunto uno dei residenti che ci ha chiamato, che è riuscito a radunare anche tanti altri abitanti nella frazione di San Luca, perché siete davvero esasperati. Buongiorno, vi ho chiamato apposta perché non può essere che dopo 13-14 mesi c'è questo problema e non si risolve niente, anche chiedendo, parlando, anche perché c'è spazio per aprire anche una carreggiata se si vuole, anche perché la strada è sempre pericolosa. Avete visto l'entrata e l'uscita giù in fondo dove si viene su alla chiesa, là ci vorrebbe un semaforo di quelli assistiti, anche perché il traffico aumenta sempre di più. Da fuori giù in fondo all'incrocio viene avanti dal ponte le macchine a 60, 70, 80 all'ora che non fai neanche tempo a guardare a destra e a sinistra. Dunque bisogna che si risolva questo problema qua, perché non si può andare avanti così. Tra l'altro qui proprio nella frazione di San Luca, oltre alla strada della chiesa, c'è anche chiusa temporaneamente, perché la stanno asfaltando, la strada che da Crosara sale fino a San Luca, ed è chiusa anche la famosa strada da oltre 2 anni a causa della frana. Quindi voi qui a San Luca siete completamente isolati. Disagiati tanto, purtroppo il comune penso che sa di tutte queste cose. Non è giusto, insomma, per un buco di 1 metro quadro che è un attimo a chiuderlo, un attimo, non si può lasciare la gente, i cittadini di San Luca, un po' di serie C. Ecco, certo. Mi dispiace di questo, mi dispiace anche per il sindaco, spero che faccia qualcosa. È per quello che voi avete deciso di venire qua oggi, proprio per portare avanti, far sentire la vostra voce? Al manco siamo umani, bisogna che facciano qualcosa per anche San Luca sia una bella cittadina. Certo. Ecco. Lei dice frazione abbandonata, in realtà lei ha detto anche un po' le altre frazioni anche abbandonate. Di solito, viva Dio, Marostica è la città più grossa e viva Dio le frazioni che sono abbandonate, e in poco anche altre frazioni che hanno delle frane e purtroppo non so se ci sono il denaro per finire tutto. Senta, cosa chiedete voi al sindaco? Chiediamo che ci sia una viabilità scorrevole, rapida, perché naturalmente le vie di comunicazione devono essere aperte per tutti, anche per le frazioni. Chiediamo quindi una maggiore attenzione nella manutenzione ordinaria, che sia più costante, più attenta, e un intervento più rapido nei casi invece di manutenzione straordinaria come questo. E non solo questo, infatti il comune di Marostica ha altri casi aperti da risolvere. Voi non intendete arrendervi? Assolutamente no, noi siamo qui che vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati, siamo comunità e quindi capiamo che ci possono essere dei tempi, ma non delle lungaggini ingiustificate. Lei raccontava che il signore che abita proprio nella casa alle nostre spalle, allora lui abita lì, il garage è dall'altra parte delle barricate. Del paese. Cos'è successo l'altro giorno che stava grandinando? Cercava di mettere via la macchina, ma di sotto non stavano asfaltando la strada che parte da Crosara verso San Luca e non ti lasciavano passare. E lui è stato qua. Qui è chiuso che non si può passare. Dunque pensate voi, sta qua che prende la grandine
senza fare niente, per una cosa così banale come che il buco ha. Che basterebbe poco, dice lei? Basterebbe poco, sicuramente sì, perché c'è spazio, hai visto, per una corsia, dopo se vogliono fare di più va bene, ma... Intanto chiedono insomma al sindaco di ripristinare almeno una corsia a senso unico alternato. Noi andremo, direttore, andremo dal sindaco per cercare di capire come intende risolvere questa situazione che sta davvero irritando i residenti di San Luca di Marostica, e sentiremo quale sarà la sua risposta. Intanto io da San Luca ti ricedo la linea. Grazie molte a Vanessa Banzatto e al nostro operatore Andrea Benetti. Andiamo avanti con la cronaca. L'ex professore di religione accusato di molestie sui minorenni. Stasera dal Bignasico manifestazione dei genitori della scuola dell'infanzia, mentre il vescovo di Padova chiede formalmente le dimissioni al parroco di San Lorenzo. Noi vogliamo sapere come è stato possibile che quella persona, nonostante fossero chiari e cristallini i trascorsi, fosse a contatto con i nostri figli, e pretendiamo che una cosa del genere non possa più capitare. Saranno circa 200, più di 600 le firme nella petizione promossa online che manifesteranno davanti al centro d'infanzia della parrocchia di Albignasego. Francesco Saviane, l'ex prof di religione, non è più nella canonica da ieri, si trova in un'abitazione privata, ma la sua presenza accanto ai bambini nell'organigramma della scuola ha creato profondo turbamento nei genitori, che si sono rivolti al parroco e anche al vescovo Monsignor Claudio Cipolla, che ha annunciato l'invio di una richiesta formale di dimissioni a Don Cesare. Ha chiesto le dimissioni di Don Cesare, che è esattamente ciò che volevamo, o meglio parte di ciò che volevamo, per ragioni di fiducia, però purtroppo non è sufficiente. Noi chiediamo anche le dimissioni di Suor Anna Maria. Abbiamo bisogno che chi li sostituirà renda partecipe la comunità su quelle che vengono fatte, sulle scelte che vengono fatte riguardo le assunzioni che riguardano i minori. Nel frattempo continuano le indagini della squadra mobile di Padova, coordinata dal PM Sergio Dini. 7 le vittime di abusi, secondo quanto ricostruito sinora. Nessun'altra denuncia formale è emersa in questi giorni. L'ex professore di religione del Barbarigo, difeso dall'avvocato Ernesto De Toni, davanti al giudice si è dichiarato pronto a spiegare tutto. Servizio di Chiara Gagliani, torniamo a Venezia in diretta perché Alberto Stefani sta presentando la nuova legge sui caregiver. Ha appena finito di parlare Giovanni Manildo, sentiamo di nuovo il Presidente o chi dovesse ancora intervenire. Sentiamo il Presidente. Ringrazio ovviamente anche l'assessore Roma che invito qui tra di noi, perché insomma potevamo fare anche un DDL di giunta. Abbiamo scelto di partire da un testo esistente e credo che siamo riusciti a fare un bel lavoro ed è un messaggio importante che ci tenevamo a dare. Grazie a tutti. Bene, si è conclusa così la conferenza stampa del Presidente Stefani, poi daremo conto stasera nei telegiornali di tutti i particolari. Torniamo alla cronaca con la Guardia di Finanza. Le fiamme gialle di Padova hanno distrutto oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando. Erano state sequestrate lo scorso gennaio. Prodotti contraffatti non conformi ai livelli di monossido di carbonio ammessi dalle norme comunitarie e nazionali. Sono oltre 7 le tonnellate di sigarette di contrabbando con i marchi Marlboro ed LM distrutte dalla Guardia di Finanza di Padova dopo il sequestro avvenuto lo scorso mese di gennaio, quando il carico era stato trovato a bordo di un articolato a seguito di un controllo delle fiamme gialle avvenuto lungo la tangenziale nord di Padova. In base al foglio di viaggio, il conducente avrebbe dovuto trasportare 3 bancali di macchine da caffè, 9 bancali di imballaggi e 21 di chicchi di caffè arabica. All'apertura dei portelloni posteriori del mezzo pesante, però, sono state rinvenute oltre 35.000 stecche di sigarette di contrabbando prive dei contrassegni dei monopoli di Stato, che rivendute al dettaglio senza autorizzazione avrebbero fruttato quasi 1,5 milioni di euro. Il conducente del mezzo, di nazionalità moldava, era stato arrestato e ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione. Non accenna a placarsi la bagarre che è scoppiata attorno alla gita a Trieste dei bambini della scuola di Marostica sulla rotta balcanica. Saranno gli ispettori
del Ministero dell'Istruzione a passare a setaccio tutta questa documentazione. Vediamo. La bufera scoppiata sulla scuola di Marostica, Arpalice Cumanpertile dopo la vicenda della gita a Trieste non accenna a placarsi, anzi sul fronte politico si moltiplicano le dichiarazioni sia da una parte che dall'altra di chi è contro e di chi invece è a favore. Poi c'è l'opinione pubblica e anche in questo caso le posizioni sono nettamente divise tra chi sostiene l'operato delle maestre e di chi invece condanna duramente il progetto che ha visto 2 classi quinte portare un pasto ai migranti della rotta balcanica, considerando l'età dei bambini. Dal canto suo il dirigente, il professor Gianluca Garlini, con una circolare interna, ha chiarito i termini del progetto che rientra nel campo dell'educazione civica. Nell'istituto scolastico di Marostica è atteso l'arrivo degli ispettori del Ministero che passeranno al setaccio tutti i documenti relativi all'organizzazione della trasferta a Trieste, compresi i passaggi di approvazione della gita e soprattutto dell'esperienza fatta dai bambini accompagnati all'interno della zona rossa, un'area non sicura e teatro spesso di episodi violenti, come sottolineato dall'ex questore di Vicenza, ora prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi. Nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate. Tantissimi messaggi che sono arrivati alla nostra redazione anche da parte di voi telespettatori e intanto la bagarre non accenna a placarsi. Servizio di Monica Smiderle, vediamo la faida tra famiglie di tunisini a Venezia. Mohamed Sakka, uno dei 2 arrestati, è stato trovato con una katana ed era stato già allontanato da Venezia. Arrestati e trasferiti in carcere altri 2 dei 5 membri del clan tunisino della famiglia Sakka, in guerra ormai da tempo col gruppo rivale dei Mallat a Venezia, sui quali pendeva un mandato d'arresto e custodia in carcere per gli accoltellamenti in centro storico e per cui sono stati indagati su ordine della procura per rapina aggravata, furto aggravato e lesioni. Uno dei fermati fa parte dell'ordinanza emessa a seguito dell'indagine partita dal pestaggio di un cittadino palestinese ad aprile, su cui hanno indagato i carabinieri. L'altro, rintracciato e bloccato in Lombardia, era l'ultimo dei ricercati vicini al clan dei Sakka, raggiunti dalle 3 misure emesse per tentato omicidio nell'inchiesta sull'accoltellamento di San Barnaba del 22 aprile a Venezia, condotta invece dalla squadra mobile della questura. A Mohamed Sakka, uno dei 2 arrestati circa una settimana fa al tribunale, aveva concesso di tornare a Venezia, revocando il divieto a suo carico in seguito ai maltrattamenti contro la compagna residente alla Giudecca. Domenica notte però era sul sagrato della chiesa con una spada giapponese tenuta lungo il fianco, poi rivolta contro i rivali della famiglia Mallat. Il suo ritorno in laguna sarebbe stato dunque solo per lavorare come autotrasportatore, invece ne ha approfittato per inserirsi nella faida che sta agitando la città ormai da tempo. Il cugino, anche lui in manette, avrebbe partecipato a più battaglie, alle Zattere la scorsa settimana ma anche a quella di fine aprile, prendendo parte al pestaggio del 22enne accerchiato ai Santi Apostoli. Entrambi sono stati identificati come i responsabili dell'accoltellamento in Calle Lunga San Barnaba, per la procura classificato come tentato omicidio. Servizio di Ilaria Marchiori, e sentiamo adesso una storia che riguarda 2 degli animali lasciati sotto il sole. Erano in un'auto proprio sotto un sole a picco, un riccio e un coniglio. Sono stati salvati a Padova dall'intervento degli agenti della polizia locale e dei vigili del fuoco. Erano chiusi da giorni dentro l'abitacolo dell'auto con targa straniera ferma in via Pacinotti nel quartiere di Chiesa Nuova a Padova. Il riccio era ormai esanime in una gabbia tra un cumulo di rifiuti, il coniglio fermo nello spazio angusto di una portiera. C'erano 29 gradi quando le guardie zoofile OIPA hanno segnalato la presenza dei 2 animali alla polizia locale, intervenuta con il nucleo tutela animali e i vigili del fuoco. A contattare le guardie zoofile erano stati residenti.
Gli animali sono stati trovati in stato di disidratazione e di asfissia in un habitat non idoneo, tanto più che il riccio, mammifero annoverato tra le specie protette della fauna selvatica, è decretato patrimonio indisponibile dello Stato. Gli animali sono stati liberati e affidati al personale veterinario. Una volta ristabilito, il riccio, trattandosi di fauna selvatica, tornerà nel suo habitat naturale, mentre il coniglio è stato affidato a una persona idonea. Il possessore degli animali è stato denunciato per maltrattamento di animali e detenzione incompatibile con la loro natura. Alberto Stefani al microfono di Anna Maria Parisi in diretta, andiamo subito a Venezia. Quelle già messe dal Consiglio al momento dell'approvazione e soprattutto favorire politiche di welfare aziendale. Ci sono tantissimi giovani che oggi non hanno un percorso semplificato se magari si prendono cura di un familiare nel loro percorso universitario, ma magari anche nel mondo del lavoro, perché oggi con gli strumenti dell'innovazione possiamo garantire a un lavoratore di poter magari lavorare in parte da casa e poter assistere un familiare in difficoltà. Noi dobbiamo guardare alla società dei prossimi anni, una società che invecchierà sempre di più e che deve fornire ai cittadini veneti strumenti necessari per affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione e soprattutto di prendersi cura, perché non è solo una questione di invecchiamento. Caregiver è chi si prende cura anche di un soggetto con disabilità o di persone magari anche più giovani di loro che hanno bisogno di assistenza. L'assistenza è fondamentale, è ovvio che non la risolveremo in 2 mesi, non la risolveremo in 3 mesi, ma una volta che sarà approvato questo testo di legge ed è questione di settimane per questo Consiglio regionale, avremo la grande sfida di renderla effettiva e nel corso del tempo io sarò in prima linea. Ringrazio l'assessore Roma, il consigliere Luisetto e ovviamente tutti coloro che insieme a me hanno firmato questo testo di legge. Sono convinto che il Veneto farà la sua parte e la farà alla grande. Ecco, Presidente, si diceva di questa convergenza tra maggioranza e opposizione nel nome del sociale in questo caso. Beh, io credo che ci siano dei temi che non sono di destra o di sinistra, ci sono dei temi su cui i cittadini del Veneto ci chiedono di dare risposte. Non credo che dare una risposta sulla sanità o sul sociale significa essere di destra o essere di sinistra, significa fare l'interesse dei veneti. Io ci tengo a fare l'interesse dei veneti, ho firmato questa proposta di legge, l'ho fortemente voluta, potevamo fare un DDL di giunta, intestarci i meriti, dire che eravamo stati bravi solo noi. Ho preferito fare un'altra strada e credo che questa sia la strada che i veneti vogliono da noi e che vogliono da me. Se non hai domande da studio ti cedo la linea. Grazie Anna Maria Parisi, grazie molte, ovviamente al Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani. Vediamo come è andato l'incontro tra il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Dopo lo strappo sembra sia stato ricucito per la presenza della Russia a Venezia. Vediamo. Quasi 2 settimane dopo l'apertura ufficiale al pubblico, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato alla Biennale. Le polemiche roventi col Presidente Pietrangelo Buttafuoco sull'apertura del padiglione russo, con tanto di invio di ispettori dal Ministero, in un caso diventato internazionale, appaiono accantonate almeno per un giorno. Quella di Giuli è stata però una visita lampo molto circoscritta. Ha visitato anche lei i giardini dell'Arsenale, i giardini della Biennale? No, adesso stiamo andando a Palazzo Labbia, è una visita un po' veloce questa. I giardini sono la sede storica della Biennale, lì si trova il padiglione russo e anche quello di Israele, cuore di un fronte aperto che ha portato anche alle dimissioni della giuria internazionale. Giuli si è limitato quindi a visitare il solo padiglione Italia all'Arsenale. È un segnale dovuto al padiglione Italia, che è il padiglione del Ministero della Cultura, e è un segnale di sopraggiunta tranquillità. È un segnale che ci lasciamo alle spalle ogni polemica, è un segnale di amore per Venezia, caso mai non si fosse capito che l'amore per Venezia non era mai venuto meno. È un grande segnale d'amore per la Biennale, qualunque cosa sia accaduto, per la storia della Biennale e per tutto ciò che esprime insieme con il Ministero. Poco dopo, a microfoni spenti, parlando di Buttafuoco, Giuli cita Aristotele su amicizia e verità, sebbene entrambe le cose siano care, è dovere sacro onorare la verità al di sopra degli amici. In altre parole, col Presidente della Biennale resta sia l'amicizia che la divergenza di vedute. Ha visto Buttafuoco? Perfetto, grazie. Sì, certo che l'ho visto. Com'è andata? Benissimo, come può andare con Buttafuoco? Grazie mille.
Servizio di Filippo Fois, dobbiamo andare in pubblicità adesso con i nostri registi Edoardo Paris e Alessandro Granzera, ma state con noi perché saremo in collegamento con il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG e ci colleghiamo con il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. Buongiorno sindaco. No. Ecco, la vediamo e la sentiamo e grazie per essere con noi. Giorni molto intensi per Pieve del Grappa in vista del 2 giugno, la festa della Repubblica con tanti eventi molto importanti. Vediamo anche una locandina che racconta quello che succederà per le celebrazioni degli 80 anni del voto alle donne della Repubblica dell'Assemblea Costituente. Memoria e impegno, il protagonismo femminile tra guerra e democrazia nelle nostre terre, con interventi questo giovedì 28 maggio a Palazzo Reale, a Crespano di Pieve del Grappa. Esatto. Sì, sono una serie di eventi che ci accompagnano appunto verso il 2 giugno per celebrare questo importante anniversario. Abbiamo domani pomeriggio l'inaugurazione della mostra sulle suffragette in collaborazione con la Fondazione Anna Kulishov e un progetto sulle madri costituenti che ci vede assieme al comune di Vempignano in Puglia con un'esposizione itinerante che è fatta nelle attività commerciali del nostro comune e che poi lancerà un contest per appunto far in modo che tutti i cittadini o i visitatori di Pieve possano conoscere anche le madri costituenti. Concludiamo il tutto con un corso di formazione del quale ringrazio anche lei per la collaborazione che facciamo insieme all'Associazione Comunicatori Pubblici, che praticamente vuole andare a creare un evento formativo sia per i soci dell'associazione, che anche ci saranno dei ragazzi degli istituti filippini, ci sarà anche della cittadinanza, dove avremo degli illustri ospiti. Oltre a lei appunto direttore ci sarà anche Alessia Cellitti, che è il vice capo del cerimoniale del Presidente della Repubblica, che appunto racconterà come è cambiato anche le consuetudini e le regole del cerimoniale con l'introduzione delle donne, oltre che appunto col grande cambiamento da monarchia a repubblica. Ci sarà poi l'intervento della dottoressa Ronzani, presidente del Tribunale, ci sarà la consigliera di parità della Regione Veneto e la dottoressa Torelli, e avremo con noi anche Leda Guidi, appunto la presidente dell'associazione, e ovviamente lei direttore, che so abbia un occhio di riguardo per questi temi e soprattutto ha un punto di vista preferenziale rispetto a tanti altri per i cambiamenti che intercorrono nei nostri tempi. Verrò molto volentieri, sindaco, la ringrazio per l'invito, e poi non so se ha già fatto cenno a questa mostra, le suffragette italiane verso la cittadinanza 1861-1946, con i documenti dell'archivio storico dell'Unione Femminile Nazionale e della Fondazione Anna Kulishov, questo a Palazzo Reale a Crespano di Pieve del Grappa, dal 25 maggio al 5 giugno. Esatto, e poi concluderemo il 2 giugno con il consueto concerto come da direttiva Ciampi, il concerto in piazza con la Società Filarmonica, la consegna delle Costituzioni, e a tutti i ragazzi verrà dato anche un cofanetto con le madri costituenti, in modo che resti un ricordo anche di questo anniversario importante. Sindaco, approfitto della sua presenza per chiederle qualcosa sul suo paese, nel momento in cui si parla spesso dei sindaci, delle loro difficoltà, del fatto che a volte è difficile anche trovare qualcuno che voglia candidarsi, perché fare il sindaco, diciamo sempre, non è una passeggiata, no? Lei del suo lavoro, insomma, dei problemi che deve affrontare, che cosa ci può dire?
Allora, io vivo per fortuna in una situazione particolare perché, essendo andata a buon fine la fusione tra il comune di Crespano e il comune di Paderno, tutto questo ci dà non solo una capacità economica rispetto a altri colleghi, ma soprattutto ci dà la possibilità di avere un municipio più strutturato, siamo in grado di dare servizi, diventiamo attrattivi anche per il personale stesso, quindi tutto sommato siamo in una situazione privilegiata. È chiaro che le difficoltà ci sono, oggi più che mai le difficoltà dal punto di vista sociale, con una serie di disagi da parte dei giovani, il tema delle seconde generazioni che comunque lo vediamo, vedevo i servizi vostri prima, all'ordine del giorno, e soprattutto tutta una difficoltà nel creare comunità, nel sentirsi davvero tutti uniti verso gli obiettivi comuni, che spesso si chiude nell'egoismo e non si riesce a portare avanti. Quindi credo i temi condivisi con tutti gli altri colleghi. Io ho un po' di anzianità del mestiere, quindi mi auguro che questo periodo passi velocemente. Mi sembra anche che anche nelle ultime tornate elettorali comunque ci sia la voglia di mettersi in gioco, vedo più liste rispetto al passato e mi auguro che questo sia un buon segno, insomma. Grazie Annalisa Rampini. Viva i sindaci, che sono un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e che vengono eletti dai cittadini con il voto, non come i parlamentari che sono nelle liste bloccate. Grazie molte Sindaco, arrivederci, buon lavoro. Grazie direttore, buon lavoro, grazie arrivederci, a tutti. Arrivederci. E andiamo avanti, sì, apriamo la pagina della politica con l'elezione per acclamazione del segretario regionale di Forza Italia, che è Flavio Tosi. L'assemblea era convocata a Padova ed è stata presieduta dal senatore Maurizio Gasparri. Si va in continuità, al di là di Flavio Tosi, i 4 vice segretari, che sono il vice segretario vicario Roberta Toffanin, l'onorevole Cortellazzo, il consigliere regionale Maltauro e Gianluca Forcolì, e 36 nomi che sono stati scelti tutti dal territorio, in base al numero delle tessere, in base agli abitanti delle province. Le segreterie provinciali hanno espresso ognuna una parte di questi 36 nomi, 24 uomini e 12 donne, in modo appunto che ci sia l'assoluta unitarietà, perché è quello che si aspetta da noi l'elettorato, non si vogliono baruffe, gossip, confronti sui giornali per questioni interne. Tutto come previsto. È l'Assemblea di Forza Italia ad eleggere per acclamazione Flavio Tosi. Elezioni in continuità per ripartire in vista degli importanti appuntamenti elettorali, a partire dalle politiche, ma con uno sguardo alle amministrative, con Verona nel mirino del partito azzurro e Tosi pronto a ricoprire l'incarico di sindaco. Avere un partito che in Veneto, che comunque è una delle più grandi ed importanti regioni d'Italia, che lavora compatto, unito verso queste scadenze, è importante, perché all'elezione europea raccogliemmo quasi il 9%, in Veneto il 10% a livello nazionale, e questo è un buon viatico. Se poi arriverà una legge elettorale, come speriamo, che abbia 2 caratteristiche: la governabilità, perché comunque se tu prevedi un premio di maggioranza per chi arriva primo governa, e quindi c'è una certezza sia alla Camera che al Senato di governare, e il proporzionale come base, e col proporzionale ognuno in ogni regione, in base alla sua forza, al suo radicamento e in base ai candidati e alle candidate che mette in campo, raccoglie il consenso. Un appuntamento cui il partito arriva in modo unitario, un valore aggiunto, sottolinea il senatore Maurizio Gasparri. Abbiamo aggregato forze, abbiamo riportato all'interno di questa famiglia realtà territoriali, amministratori, protagonisti della politica. Forza Italia oggi è decisiva per l'affermazione del centrodestra. Travaglio all'interno della Lega per l'abbandono di Alberto Villanova. Vediamo uno dei tanti titoli che sono usciti in questi giorni. Lasciato senza incarichi, Alberto Villanova lascia la Lega. Non ci sono i presupposti per andare avanti. L'ex capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale, Delfino Di Zaia, ha annunciato durante la trasmissione Ring su Antenna 3 l'addio al Carroccio e alla politica. E di un altro politico che è stato della Lega si sta parlando molto, non era stato ricandidato dal Carroccio e aveva scelto di correre per le regionali di novembre con Fratelli d'Italia, non era stato eletto. Adesso Luciano Sandonà ha comunicato di avere aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci.
Addio Lega, addio Fratelli d'Italia. Luciano Sandonà, ex consigliere regionale leghista di Fede Zaiana, ha scelto di entrare in Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Un movimento nuovo che parla ai giovani, che parla in maniera diversa, in maniera libera, concreta, che va dritto alle problematiche del nostro tempo, che sono l'immigrazione, la sicurezza nelle città, la tutela delle forze dell'ordine, il mondo del lavoro, una visione nuova prima che ce la vedano e ce la troviamo, diciamo, come negli ultimi tempi della politica dell'energia, frutto comunque di scelte politiche sbagliate, soprattutto a livello europeo, scelte politiche che ci hanno vincolato e che vincono il nostro paese in politiche assurde. Consigliere regionale per 2 mandati, Sandonà aveva sbattuto la porta della Lega dopo la mancata ricandidatura, tentando a novembre la corsa a Palazzo Ferrofini con Fratelli d'Italia. La Lega attuale, questo è il suo commento. Non voglio entrare in dinamiche proprie della Lega, però evidentemente si è perso un po' la bussola, si è persa un po' la direzione, insomma, e il partito è un po', insomma, in queste condizioni, ma lo sappiamo bene, abbiamo visto anche le ultime dichiarazioni anche di esponenti importanti che, ricordo, hanno fatto la storia, hanno dato serietà, concretezza a un certo tipo di progetto che è quello che abbiamo portato avanti negli ultimi 10 anni in Consiglio regionale. Ecco, ricordo l'amico e collega Alberto Villanova che ha gestito il gruppo per 5 anni in maniera, direi, egregia, portando avanti tutto quello che erano le politiche, diciamo, regionali e del Presidente Zaia. Nel frattempo Futuro Nazionale, in vista dell'Assemblea Costituente che si terrà a Roma il 13-14 giugno, si sta organizzando anche nel Padovano. Il 22 maggio, quindi venerdì alle ore 19, nel comune di Vigo d'Arzeri, in Piazza Unità d'Italia, ci sarà un evento dove saranno degli ospiti importanti come l'ex consigliere regionale Sandonà, il consigliere regionale Valdegamberi e anche il responsabile del Nord-Est di Futuro Nazionale che è Guido Giacometti. Servizio di Chiara Gaiani. L'Università Ca' Foscari di Venezia ha eletto ieri Marco Sgarbi come 24esimo rettore dell'università al termine della 4ª giornata di votazioni. Nato a Mantova, 43 anni, è il più giovane ad assumere la carica dell'Ateneo veneziano. Sgarbi è stato eletto con 434 voti contro i 303 ottenuti da Giacomo Pasini. Al ballottaggio succede alla rettrice in carica Tiziana Lipiello. A partire dal 1° ottobre guiderà l'Ateneo per il periodo 2026-2032. Desidero ringraziare tutte le elettrici e tutti gli elettori e tutti quelli che hanno seguito il mio percorso. Da oggi il mio impegno sarà totale per la comunità cafoscarina. Non voglio un'università che insegue il futuro, ma un'università che è capace di costruirlo, di immaginarlo. Non sarà sempre facile, avremo delle grandi sfide davanti a noi, ma proprio queste grandi sfide daranno un senso al nostro impegno e al nostro lavoro. Queste sfide saranno vinte se riusciremo a camminare insieme lungo questo percorso, a essere uniti come comunità. Voglio un'università fondata sulle persone, radicata nel territorio e aperta al mondo, e soprattutto un'università che vuole valorizzare le giovani generazioni, vuole formarle e vuole nutrire e coltivare i talenti. Andiamo in diretta a Padova da Marta Zatta perché c'è stato un incidente mortale. Marta, te la linea. Sì, direttore, buongiorno, esatto, noi ci troviamo in questo momento in via Facciolati alle 11:30, quindi veramente poco fa c'è stato un tragico incidente mortale ai piedi proprio del ponte di Voltabarozzo. Cosa è successo? Nello scontro tra un'auto e una moto che potete vedere ancora a terra, e poco più là anche il casco del Centauro che ha perso la vita. Si tratta di un motociclista di 58 anni morto all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione
attenzione, l'auto proveniente dal lato di via Piovese è arrivata alla fine appunto del ponte di Volta Barozzo, avrebbe effettuato una manovra di svolta a sinistra venendo in questo senso urtata dalla moto che proveniva dal centro città verso Volta Barozzo. È stato veramente un impatto violento, ci sono ancora i segni a terra. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trovato l'uomo alla guida dell'auto, un 85enne, in uno stato di shock, mentre per il Centauro alla guida della moto trasportato in ospedale non c'è stato veramente nulla da fare. Sul posto anche la polizia locale che sta eseguendo tutti i rilievi del caso anche per ricostruire nel dettaglio cos'è successo alle 11:30. Per il momento da Padova è tutto, ci si sta formando, anche se già formata una lunga colonna lungo via Facciolati, e per il momento da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Marta Zatta da Padova. Intanto c'è stato un incidente anche a Ormelle, all'incrocio tra via Piave e via Roncadelle, che ha coinvolto uno scooter e un mezzo pesante. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un 23enne residente a Santa Lucia di Piave, che ha riportato fratture multiple agli arti superiori e inferiori. Soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto, anche con l'ausilio dell'Eli Soccorso, è stato trasportato al Cafoncello di Treviso. Al momento risulta cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Andiamo in pubblicità adesso con i nostri registi Edoardo Paris e Alessandro Granziero. State con noi, grazie. Nuovo in diretta con Focus TG, emergenza abitativa in tutte le nostre province. Vediamo come vanno le cose in provincia di Vicenza. Emergenza abitativa ed emergenza affitti, un focus su Vicenza, messo in luce dai dati elaborati in una ricerca IRES Veneto che la pone in testa tra i capoluoghi italiani con il maggior aumento dell'incidenza degli affitti sui redditi. Oggi a Vicenza gli affitti mediamente pesano fino al 41% dello stipendio medio delle famiglie, che è un dato molto alto rispetto al 30% che a livello internazionale è ritenuta una soglia critica. Fotografata come città dinamica economicamente e turisticamente e capace di attrarre giovani, ma dove le condizioni dell'abitare stanno cambiando. E questo spinge i cittadini a uscire dalla città e in altri casi costringe la popolazione immigrata a soluzioni di fortuna, coabitazioni anche numerose, spesso anche nei centri storici, e questo chiaramente crea difficoltà. A questo si affiancano le criticità legate all'edilizia residenziale pubblica. L'edilizia residenziale pubblica, pur essendo gestita in maniera attenta, è strutturalmente deficitaria, come del resto tutto il paese, la regione e il paese, quindi con una grandissima sproporzione tra il patrimonio disponibile e quello chiaramente necessario per far fronte a quella che è una vera e propria crisi e emergenza abitativa. Di qui l'allarme lanciato dal Sunia, che traccia la panoramica regionale. 22.000 persone in Veneto e 1.300 per quanto riguarda la provincia di Vicenza sono in attesa di un alloggio popolare, quando le case che vengono consegnate sono meno di 100 ogni anno, il che vuol dire che oltre 1.000 persone rimangono senza poter accedere né al affitto libero né ad avere una casa popolare. Una situazione pesantissima in effetti, e ci sono tensioni anche sull'agrivoltaico a proposito di fonti rinnovabili. Dalla Regione la proposta di dare l'ultima parola ai sindaci. Sull'agrivoltaico il parere dei sindaci deve essere vincolante. Questa presa di posizione arriva come un fulmine al ciel sereno dalla Regione sul tema dell'agrivoltaico, dopo che gli amministratori del territorio sono andati a portare la loro perplessità a Venezia. Qualcuno ci è andato con la fascia, per così dire, come la sindaca di Rosà, Elena Mezzalira, che ha portato all'attenzione delle commissioni consiliari tutta la contrarietà del territorio al progetto di un max agrivoltaico che si vorrebbe costruire a Travettore.
Qualcun altro ci è andato con striscioni e megafoni per dire di no a un progetto simile che potrebbe approdare a Eraclea. E tanti altri sono in ballo in tutto il Veneto con un punto in comune. I cittadini non li vogliono, i comuni non li vogliono, le associazioni, i comitati, i quartieri non li vogliono. Eppure l'iter di Rosà prosegue con il privato che ha chiesto tempo fino a dopo l'estate per produrre tutte le controdeduzioni alle tantissime e pesantissime, viene da dire, osservazioni che sono arrivate dal territorio e di cui abbiamo parlato più volte nel TG Bassano. Su tutto questo, dicevamo, arriva come un fulmine a ciel sereno l'annuncio dei consiglieri regionali e leghisti Roberta Vianello e Cristiano Corazzari, i quali, dopo aver parlato con i sindaci, hanno messo nero su bianco una modifica alla legge sull'agrifotovoltaico del 2022 che potrebbe rappresentare, una volta concluso l'iter di rito, una vera rivoluzione. Poche parole che cambiano tutto e danno ai sindaci il potere vincolante e non più consultivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che decide il territorio sarà legge. Un cambiamento potenzialmente epocale in un momento storico in cui i sindaci stessi ammettono di avere solo armi spuntate contro progetti simili a quello di Travettore, spostando i pannelli su capannoni dismessi, parcheggi, strade e aree degradate. Servizio di Ferdinando Garavello e vediamo adesso la questione della società di calcio Condor. Sentiamo. Vogliamo che smuova sicuramente l'idea e la progettazione di questa amministrazione. C'è la possibilità di un passo indietro? È molto difficile, se non siamo riusciti ad avere un dialogo in 8 anni è difficile pensare di avere un dialogo in un mese. Una porta chiusa che difficilmente il direttivo della Condor riaprirà dopo la sofferta decisione di dimettersi. Di fronte alla stampa e ad alcuni genitori le motivazioni di una presa di posizione così forte. Non ci sono più le condizioni per portare avanti la nostra mission, quella di integrare i ragazzi, spiega il vicepresidente. Ci troviamo con impianti inefficienti, con poca illuminazione, inascoltati dall'amministrazione. È una scelta maturata in questa lunga amministrazione, in 8 anni, che ci ha privato di qualsiasi dialogo e di qualsiasi possibilità di crescita. Mendicino ricorda i 200.000 euro spesi per i lavori straordinari degli impianti, gli 80.000 per il campo di Sant'Antonino, poi si toglie qualche sassolina dalle scarpe, replicando le dichiarazioni di sindaco e vice sindaco, in particolare a quanto detto da Manera su una società che nel tempo ha smesso di evolversi. È talmente offensivo da parte di noi dirigenti che da una vita portiamo avanti un servizio sociale che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per un comune. 550 iscritti, 14 etnie diverse che hanno sempre convissuto senza problemi, solo con la voglia di giocare a calcio. Una storia lunga 80 anni, quella della Condor, con un epilogo simile ad altre società a riferimento dei quartieri costrette, evidenzia Mendicino, a fermarsi. Si è perso un valore molto importante in questi anni e forse noi siamo l'ultima pagina nera delle prime pagine nere nate da questa amministrazione che poteva contare su 5-6 società sportive, San Giuseppe, Sant'Abbona, Indomita, Academy Treviso, che sono di fatto svanite. Ha deturpato quello che può essere il paesaggio calcistico giovanile nel territorio di Treviso. Il direttivo garantisce il proprio impegno fino al 30 giugno. Consegneremo una società sana senza debiti. Abbiamo già dei contatti che non sono gli imprenditori di Conte, ma sono dei contatti probabilmente del luogo. E a proposito della cordata di imprenditori che sarebbe pronta a subentrare, non è possibile che io senta che ieri in mezza giornata il sindaco Conte ha già trovato tutti gli imprenditori pronti a rilevare il conto. E fino adesso, fino a questi 8 anni che chiedevamo aiuto, dove sono stati? Anche su questo punto Mendicino puntualizza. I requisiti saremo noi a analizzarli, e non certo l'amministrazione. Accanto alla società, le famiglie, alcune presenti alla conferenza stampa. Mio figlio ieri piangeva perché ha detto: a settembre dove vado, cosa faccio? Le porte sono state sempre aperte, è tornato qui, ha sempre giocato qui e lui continua ad avere la divisa del Condor, quindi grazie, scusate ma anche per me è difficile. Grazie. Il mio era molto preoccupato perché anche lui diceva: è settembre dove andiamo? Speriamo che possano esserci degli aiuti per continuare.
E sono arrivate parole rassicuranti da parte del sindaco Mario Conte, che ha rassicurato appunto famiglie e ragazzi dicendo pronti a dare continuità. Siamo abbastanza abituati a queste prese di posizione del signor Mendicino, ormai non ci facciamo nemmeno più caso. L'obiettivo nostro è quello di dar continuità al grande lavoro svolto dalla società Condor, che ricordo non essere soltanto Mendicino, ma è composta da tante brave persone che hanno a cuore il bene dello sport, il bene dei bambini, e su questa linea noi vogliamo continuare. Quindi sarà mia cura convocare il CDA uscente per capire quelle che sono le loro volontà, consapevoli che noi come amministrazione abbiamo già trovato le persone che hanno intenzione di dare continuità. Quindi garantisco le famiglie, garantisco i bambini che la società Condor continuerà a lavorare, ovviamente se ci sarà la volontà anche da parte della società uscente. Noi le idee chiare ce le abbiamo, ho sentito delle accuse che sono davvero incredibili anche nelle tesi. 500 bambini quindi non dovranno cercarsi un'altra società? Assolutamente no, potranno ovviamente, se ci sarà la disponibilità da parte della società uscente, noi siamo pronti a dar continuità. Questo è il nostro obiettivo. Sosteniamo tutte le società della città di Treviso, lo facciamo con grande impegno, con grande passione, lo facciamo con investimenti. Chiudiamo con una bella notizia. Matilde ha 9 anni, campionessa mondiale di pattinaggio a rotelle, giovanissima pattinatrice di Montebello Vicentino, ha vinto nella categoria solo dance alla recente competizione in Germania. È tutto per oggi, stasera Focus alle 21:20, grazie ai nostri registi Alessandro Granziera ed Edoardo Paris. Buona giornata, arrivederci.